Le terapie intensive oggi hanno un coefficiente di riempimento del 19% contro, diciamo, uno sbarramento, diciamo, un benchmark del 30%, e l'area non critica oggi ha un coefficiente di riempimento, quindi la parte medica, del 21% contro, diciamo, lo sbarramento stabilito dall'Istituto Superiore della Sanità del 40%. Il Covid fa numeri in Veneto. L'ultima proiezione dell'indice di contagio RT è dell'1,25, ma il campanello d'allarme suona sul tasso dell'incidenza nella popolazione: 245 malati per 100.000 abitanti. 245 positivi su 100.000 abitanti, che sono esattamente quelli che noi rintracciamo con lo screening. Non sappiamo esattamente quale sia il livello di circolazione del virus in questo momento in Veneto. È un dato che ci deve fare stare molto, deve porci preoccupazione, perché dobbiamo evitare di contagiarci. Sul fronte della lotta al Covid c'è la prevenzione, con i vaccini e con le regole d'oro per non contagiarsi: mascherina, distanze, pulizia delle mani. Ma oltre alla prevenzione, il coronavirus si combatte anche con le cure. L'Italia, con la Germania, è l'unico paese ad aver approvato la terapia con gli anticorpi monoclonali. È un'arma che può essere estremamente utile coniugata con tutto quello che noi già abbiamo. Quindi significa che abbiamo la possibilità di vaccinare, la possibilità di trattare con farmaci che non sono quelli di un anno fa, e in più con l'anticorpo monoclonale possiamo aiutare tutti i soggetti che non sono stati ancora vaccinati, che purtroppo hanno acquisito il Covid, hanno dei fattori di rischio per finire in ospedale e purtroppo anche associati a una possibile mortalità. Se riusciamo a fare questo anticorpo monoclonale nelle prime 72 ore, diciamo entro i primi 4-5 giorni, anche se il farmaco è stato approvato entro i primi 10, però i dati ci dicono che è efficace quanto più precoci siamo, diamo al soggetto un'enorme possibilità di non finire in ospedale. Io la vedo alla fine del tunnel, ed è vero che sono una persona estremamente entusiasta del mio lavoro, però oggi sono molto più serena rispetto a dicembre.